Buongiorno. Buongiorno. La signora è in rappresentanza di? Del gruppo folcloristico Trinacria Bedda di Monreale. Trinacria Bedda, in italiano o in siciliano? Proprio in siciliano. Ma è Bedda siciliano o è Trinacria? Bedda è in dialetto siciliano, Trinacria è il simbolo della Sicilia, quindi abbiamo voluto istituire anche una forma di tradizione, di folklore, già dal nome dell'associazione. Il suo nome? Patrizia Terzo. Perché? E perché mi hanno dato questo nome? Ah, pensavo che c'era una motivazione un po' più importante. È del tutto naturale. A volte può capitare che magari ci sono dei parenti, degli amici o dei miti a cui ci si riferisce, quindi dice Patrizia, e Patrizia perché era una bella Patrizia. Ma Potrebbe essere, ecco, non è detto che non non ci sia. sbilanciamo. Noi non ci sbilanciamo perché noi vogliamo comunque dire quello che sappiamo, quello che non sappiamo non lo possiamo dire perché una volta che non lo sappiamo cosa diciamo? Quello che non sappiamo. Certo, che gioco di parole. Vogliamo parlare di questo? Ma c'è un gruppo bellissimo, non l'avevo visto. Questo è il mio gruppo folcloristico Trinacria Bedda di Monreale, che si fa sentire, come state anche già vedendo dietro le mie spalle. Ci occupiamo di folklore siciliano e il nostro obiettivo è quello di mandare avanti le tradizioni popolari contadine siciliane, sia a Palermo e sia nel territorio siciliano. E il nostro progetto vuole andare avanti, vuole essere presente, a iniziare dai bambini. Come ben notate abbiamo anche dei bambini iscritti alla nostra associazione, a cui appunto vogliamo mandare questo nostro messaggio, che le nostre tradizioni non le dobbiamo mai dimenticare perché sono importanti, è giusto rivalutarle, sia nel contesto in questa bellissima villa di oggi, Villa Castelnuovo, in cui ci ha invitato la Siciliana Eventi, anzi ringrazio il signor Pollina per averci invitato, per averci dato la possibilità oggi di poter manifestare quello che è il folklore siciliano, e ringrazio anche il signor Pollina per averci dato questo pensierino. Perché scappa via con il nostro pensierino? La nostra associazione è nata da pochi mesi, però è una cosa un po' all'incontrario. Noi eravamo già in attivo già da prima. Facevamo folklore già da prima che nascesse l'associazione. Quindi motivati da questa unione, da questo progetto, abbiamo deciso insieme di istituire questa associazione per andare avanti. Ed eccoci qui. Da meno di un anno siamo già in giro per la Sicilia a fare degli spettacoli, siamo stati reduci da uno spettacolo folcloristico nel nostro paese in occasione della festa del Santissimo Crocifisso di Monreale, che è una bellissima festa a cui noi ci teniamo tanto, anche come fede prima di tutto. Poi siamo stati invitati presso alcuni locali a Palermo e a Monreale e speriamo di andare avanti. Grazie. Quanto deve durare questa intervista? Il breve possibile, ma voglio essere concisa e trasparente. Grazie. Posso fare i miei complimenti? Perché? No. Perché? No? Perché no? Perché no? Grazie. Questo quindi è... Questo me l'ha regalato la Siciliana Eventi. Ringrazio il signor Pollina per averci dato questa ceramica bellissima. Grazie signor Pollina.